La situazione dei 39 centri per l'impiego del Veneto è stata al centro di un incontro tra l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzana e il presidente dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro Maurizio Del Conte. Nonostante sia diffusa l'opinione che trovare lavoro attraverso i centri per l'impiego non sia facile, rivela Donazzani, i dati raccontano una storia diversa. Solo per Garanzia Giovani, che in Veneto ha funzionato, in altre regioni d'Italia no, noi abbiamo avuto quasi 50.000 giovani che hanno avuto un patto di servizio e sono stati accompagnati al lavoro. Di questi il 60% sta lavorando o con un contratto a tempo determinato o con un contratto a tempo indeterminato. Nel disegno del Jobs Act, assicura Del Conte, i CPI sono un perno fondamentale della rete di servizi per l'impiego, in particolare di tutto il sistema di funzionamento pubblico sul territorio. Purtroppo negli ultimi tempi il loro finanziamento è stato affidato anno per anno a delle convenzioni tra Stato e Regioni, rendendo difficile la programmazione. Una logica che va superata. Io penso che si debba arrivare a una legge che preveda nel bilancio dello Stato uno stanziamento costante per il funzionamento dei centri per l'impiego.